Ci apprestiamo a fare una ricetta classica della cucina siciliana, esattamente le polpette di sarde. Le sarde sono uno dei pesci poveri del nostro mare ed è un pesce che, come potete ben vedere, ha dei colori particolari. Naturalmente quando andate a comprare presso il vostro pescatore di fiducia dovete accertarvi della bellezza del prodotto. Vedete i colori argentei e anche l'occhio. E naturalmente quello che dobbiamo andare a fare a questo punto è operare sulla sarda. Dobbiamo fare un'operazione di levare la testa, dopodiché dobbiamo aprire questa sarda come se fosse una lingua. Infatti si chiamano sarde allinguate. Questa è un'operazione che potete fare voi a casa, ma potete anche farvi preparare il tutto dal vostro pescatore o nella vostra pescheria di fiducia. Dopo che avete preparato queste sarde in questa maniera, le prendete, le mettete in una bowl. Naturalmente le avete chiaramente lavate prima, avete levate anche le lische, le parti che possono dare fastidio. Le mettete nella bowl, dopodiché con le mani stesse date proprio così una tritata alle carni, devono restare grossolane. Potete farlo con le mani, ma lo potete fare anche con un robot da cucina. Dopo che avete fatto questo, prendete l'uovo, e cominciamo a formare le nostre polpette. Aggiungiamo del pane, noi in Sicilia chiamiamo questa mollica, ma sarebbe della mollica di pane fresco che abbiamo preventivamente tritato per dare un po' di massa alle polpette. È chiaro che un tempo queste polpette si facevano con poco pesce e molta mollica di pane, perché si cercava di sfamare molte persone con una spesa limitata. Aggiungiamo anche un po' di pecorino siciliano DOP grattugiato. Naturalmente potete anche mettere un altro formaggio grattugiato che avete a casa, dipende dal gusto che volete dare. Si mette anche uno spicchio d'aglio, abbiamo detto, preventivamente tritato. Prendiamo anche delle foglioline di menta e le spezzettiamo per dare un po' di profumo. Aggiungiamo un po' di pinoli e un po' di uva passa e definiamo l'impasto. Aggiungiamo un po' di sale a piacere, naturalmente sale delle saline artigianali di Trapani, e un po' di pepe nero. A questo punto prendiamo dell'olio extravergine nostro trapanese, lo mettiamo in padella, facciamo le nostre polpette, delle piccole palline. Vediamo se l'olio è pronto. Sì, va bene. Le giriamo piano piano per farle dorare da tutte le parti. Nel frattempo abbiamo preparato della salsa di pomodoro fresco. Abbiamo preso uno spicchio d'aglio, dell'olio, l'abbiamo fatto soffriggere, l'abbiamo tolto,
abbiamo messo della passata di pomodoro e l'abbiamo lasciata cuocere lentamente. Alla fine abbiamo aggiunto anche un po' di menta nella salsa per riprendere l'aroma che già avevamo messo all'interno delle polpette. Bene, penso che possiamo anche scendere questa. Allora, quando le riponete, solitamente quando si fa un fritto si mette sotto della carta per assorbire l'olio. Io dico no, evitiamo, perché le nostre nonne quest'olio poi lo rimettevano dentro la pentola con la salsa, quindi a questo punto lasciamola riposare così e cerchiamo di recuperare anzi quest'olio per dare più gusto alla nostra salsa. Così sicuramente sarà più salubre il piatto, però vi posso assicurare che se mettiamo le polpette nella salsa e le facciamo stare 10 minuti si arricchirà tutto di più gusto. E per finire decoriamo il piatto con un ciuffettino di menta fresca. Ed ecco il nostro piatto finito.